Sesta corsa, premio Roberto Ghetti, agenzia AXA Assicurazioni. È una condizionata per cavalli di 3 anni, la distanza del doppio chilometro. Lo schieramento: 1 Audace Ongi, Marcello Di Nicola; 2 Albiol Filmont, Vincenzo Piscoglio; 3 Apollo F, Maurizio Cheli; 4 Amelie Pan, Salvatore Valentino; 5 Aida Cappara, Antonino Pecoraro; 6 Alinas, Francesco Virzì. In seconda fila 7 Havana GV, Davide Di Stefano; 8 All Prav, Gianvito D'Ambroso. Allineamento un po' così, staccano praticamente in 3 e alla fine Apollo F che scavalca Albiol Filmont e prende il comando davanti a All Prav, partito molto bene dalla seconda fila. Quindi in vantaggio a Apollo F Maurizio Cheli. Numero 1 Audace Ongi, 15-2. squalificato. Tanto fuori corsa Audace Ongi che incorre nella squalifica. Seconda posizione per il numero 2 di Albiol Filmon davanti a All Prav. Poi vediamo lungo la corda Amelie Pan, mentre all'esterno Alinas. 400 metri in 37. Sempre in vantaggio il figlio di Up and Quick che conduce davanti al Albiol Filmont, poi All Prav in terza posizione, avanza al largo Alinas, 600 in 46,8. In quarta posizione Amelie Pan davanti a Havana GV, in coda invece Aida Capar. Siamo mai a compimento del primo giro, passato dall'allievo di Giuseppe Citarella in 1-2-1. Sempre in vantaggio Apollo F, mentre avanza al largo Alinas. Al largo si è spostato anche Salvatore Valentino con Amelie Pan. Intanto siamo ormai a compimento del chilometro, passato in 1:18:1. Secondo passaggio davanti alle tribune, in vantaggio sempre Maurizio Cheli e Apollo F. All'esterno Alinas, seguito da Amelie Pan e Havana GV, mentre il treno interno è composto da Albiol Filmont, All Prav e Aida Capar. 15,5 qui davanti alla tribuna del Savio, con sempre in vantaggio Apollo F, all'esterno ancora Tony Calinas, mentre c'è l'errore di Havana GV. Numero Curva 7 Havana in GV, 15,5, retta di squalificato. là con Apollo F che ora allunga, sempre trascinandosi Albiol Filmont, accenna la terza ruota Amelie Pan. Siamo ormai a 400 metri dalla conclusione. Avanza Amelie Pan e prende sotto tiro il battistrada, mentre è ceduto di schianto Linas. Ultima curva, numero rompe Amelie 6 Pan. Alinaz, squalificato. E quindi Apollo F rimane numero in vantaggio. 4 Ora Amelie l'insidia può Pan, venirgli da Albiol Filmont che era nella sua scia, mentre intanto Aida Capar guadagna posizioni su posizioni di dentro. In retta d'arrivo Apollo F in vantaggio, si getta di dentro Aida Capar, poi al largo ancora Albiol Filmont, al largo di tutti all'All Prave, sul palo forse All Prave, Gianvito D'Ambroso. Comunque da rivedere la retta d'arrivo, si è un po' fermato Apollo F. All Prav si è lanciato centropista, lo vediamo ora in un galoppo liberatorio, ci prova Apollo F a difendersi. Albiol Filmont cerca di insidiarlo, ma al largo di tutto ora comparirà la sagoma del Ganimede di Gianvito D'Ambroso che mette tutti d'accordo e viene a vincere All Prav, il training di Alfredo Gambos da programma, i colori del signor Giovanni Caruso, per il figlio di Ganymede che viene a vincere la quota di 13,01. Molto bello l'arrivo con Apollo F che sembrava ormai averla portata a casa, ma qualche difesa forse anche caratteriale da parte del figlio di Up and Quick. Anche Albiol Filmont ci ha provato, al pari di Aida Capar, per varchi interni, ma alla fine che ha messo tutti d'accordo è stato, vediamo, All Prav con un veramente ottimo finale e che è venuto a prendere dopo tanti piazzamenti la sua prima vittoria in carriera.